È stato un grosso piacere avere a Piossasco i cantatori sardi, quelli veri, perché anni fa avevamo già fatto un qualcosa di cantatori sardi, ma erano nostrani qua, sardi piemontesi, e è andata bene perché era una cosa nuova, va benissimo così. Stavolta è andata molto meglio perché non è una cosa nuova, è una cosa che loro ce l'hanno da molto tempo, noi non ce l'abbiamo qua. Adesso se ci riesce a riuscire a farne almeno, non dico tutti gli anni, ma almeno ogni tanto, ma non è che lascialo fare, io non sono Mike Buongiorno io, Va bene. E niente, è stata una grande cosa, una grande festa ieri sera di popolo, e gente che sono piaciuti molto i ragazzi, io li chiamo ragazzi perché sono più ragazzi di me, molto di più. Abbiamo fatto un centro stavolta perché io avevo paura di far venire i cantatori perché i sardi non si muovono tanto, i sardi nostri qua. No, lì è peggio, devo starmene di qua. I sardi nostri non tutti ci seguono come abbiamo la vocazione noi, altri non hanno proprio nessuna vocazione, però vengono a mangiare questo e quell'altro, ce li troviamo qua, però da darci una spinta, un qualcosa, siamo quelli della direzione, i pochi afficionados che abbiamo qua, non siamo pochi, siamo tanti, perché tantissima gente si aggrega a noi a darci una mano proprio a fare queste feste. E ieri sera abbiamo visto che c'era meno gente di anni dietro, però non è una cosa, è stato perché c'è stato 2 giorni di diluvio e credo che forse per quello che c'era meno gente, però c'era un calore nei confronti dei cantatori ieri sera che loro se ne sono accorti, che sono abituati a altri palchi diversi in Sardegna. In Sardegna vedono la canzone, vedono il cantatore perché li conoscono uno per uno. In Sardegna è tutta una cosa diversa. Qua io l'ho fatti venire ma non sono un intenditore, io l'ho sentiti, mi piacciono, però non sono uno che posso dire questo è più buono, l'altro è meno buono, non mi permetto di dirlo perché per me sono tutti buoni, e poi quando vengono qua a farci le nostre feste, a farle rallegrare come ieri sera, questo è un grazie anche alla chitarra, che noi eravamo fissati con la fisarmonica, invece no, non è la fisarmonica, anche la chitarra lo fa se c'è una mano che la muove come si deve. Quindi è andato bene anche quello, perché la voce Bazzoni è un nome, Figos lo faremo diventare un nome, quello sicuramente, perché lui c'è, quindi io avevo già chiesto già in Sardegna, altri come ti ho detto, Alessandro gliel'ho detto, io mi sono informato da amici miei in Sardegna che tipo Pisedu, tipo tutti quelli che conoscete voi e conosce bene anche Vasco. Mi sono informato e mi hanno detto no guarda che Figo è giovane ma è uno di quelli che sa muovere la lingua e la gola. È il futuro del nostro bel senza fraintendere. E io ne sarei contento veramente. Non è un lecchino, Io ne sarei contento veramente. Comunque non mi dilungo intanto più che ringraziarvi veramente per la spacchinata che avete fatto venire qua. Con quel mare Forza 8 io me ne sarei stato là, sicuramente non sarei partito. Quello è garantito, non sarei partito proprio. Ve lo dico spudoratamente perché il ritorno non c'è. speriamo di no. E comunque passo la parola al nostro presidente e vi ringrazio ancora molto Alessandro che ci ha fatto da tramite, e passo la parola al nostro presidente. Grazie. In teoria ho detto tutto Giuseppe, io sono campionese e metto qualche doppia in più di campionese, però la realtà è questa. Quello che ha detto lui io vi ringrazio perché abbiamo fatto bella figura tutti quanti, ringrazio tutta la personale che ha lavorato qua, per fare queste feste qua ci va la gente giusta. Perciò io adesso vi devo fare una sorpresa perché c'è un signore qua che ogni anno ci fa la poesia, è arrivato, purtroppo è arrivato anche quest'anno, che è il signor Bettoni. E allora ci deve fare un saluto ai cantatori sardi. Grazie a tutti. E poi
17? Sì. Grazie, innanzitutto per cortesia un po' di silenzio, se no non si sente niente. Io, no aspettate perché sto solo così. Ringrazio gli nostri amici che sono venuti dalla Sardegna, faccio compagnia. Io vi faccio una piccola poesia se riesco, per augurarvi buon viaggio, ringraziandovi che siete arrivati fin qua. Grazie. Silenzio. Vai, vai. Los amigos obligan a cantare, custos die una sarda poesia. Noi così vos potto accontentare, che cantaremo quest'arte mia. Però con questa boschelzo augurare de non conoscere mai malattia. E alla passare bene senza danno e tutto a festeggiare reso scantando. Festeggiando gustave sta con amore, siamo subinte se sa noi con tierra. Ogni anno amo stento un folklore venuto da Esano, strasarda terra. Però quest'anno amo stento sonore da reso scantato, resa chi terra. Il sosti canterà d'ogni terra, caso un sol fiore, deso il fiore. Provo su ringrazia Edoardo e posa augurami, ma non so è minore, poi fatto un augurio mano da parte sto su circolo sardo, vi ringrazio del vostro amore, arrivederci a noi vide e a me la sangue. Dite che non è capace. Grazie Edoardo, questa è la 26esima poesia. Sì. Allora da parte di Tino Bazzoni, poi fra Cosfigos e Alessandro, non so se devono dire qualcosa, ma la prima volta che sono venuto qua a Pio Sasco, davvero è un'emozione quando sono arrivato. Adesso che me ne devo andare è ancora un'altra emozione più grande. Devo dire che allora la sardità qua si è vista, si è sentita davvero. Noi in Sardegna siamo abituati alle serate, alle feste paesane e quindi siamo sempre assieme, ma qua ancora più forte, si è sentita ancora più forte veramente questa cosa che noi tutti sardi siamo legati alle nostre tradizioni in particolare. Allora io vi devo salutare, ma veramente con un'emozione forte, sperando di rivederci altro anno e mezzo. Grazie ancora a tutti, grazie. Franco. Poi è un'emozione, no vabbè, spreco due parole perché anch'io giustamente ho fatto il viaggio insieme a loro. Sono un neo
perché io ho 24 anni e sono entrato da poco nel loro giro. Non è semplice, quindi venire fuori per rappresentare la nostra tradizione è un passo da giganti, tra virgolette, perché non dappertutto il nostro canto viene apprezzato come lo avete apprezzato voi che avete le radici della nostra isola, quindi sapete bene che quando arrivano persone che ve lo rappresentano, per voi è un ritorno al passato, giustamente per chi ha fatto sacrifici per poter costruire la loro vita, perché nella nostra isola purtroppo c'è la crisi come dappertutto. Quindi ci ha legato, perché il canto per noi è passione, amore, quindi ci lega, ci ha reso una famiglia, nonostante tutto che siamo divisi, ma per la distanza non è una divisione, l'importante è che ci sia la sostanza, quindi io vi ringrazio, spero che vi abbiamo così allietato la serata, vi abbiamo fatto divertire e spero che voi siate contenti. Quindi un abbraccio a tutti, vi ringrazio e spero che un giorno, oppure che sia l'anno prossimo o più avanti, comunque non ha importanza, però di poterci ritrovare in situazioni del genere, poter condividere questi bei momenti che poi saranno cornice del nostro passato, perché è il nostro futuro naturalmente, per ricordarci dei bei momenti passati insieme. Quindi grazie ancora e buon proseguimento, ciao. Cosa devo dire? Hanno parlato i miei colleghi per me, dai, io ho già parlato abbastanza. Io vorrei concludere solo con due parole. Noi in Sardegna, come diceva Franco, siamo abituati a queste situazioni, però non vi nego che andare via da qua è dura oggi, perché abbiamo trovato qualcosa, forse non ce l'aspettavamo magari in una situazione così, ho detto, perché magari sai, è una piazza dove i canti a chitarra mancano da parecchi anni, come mi diceva Giuseppe, avevamo dei contatti questi giorni, e ho detto magari l'ambiente, però ho visto neanche a casa mia forse un ambiente del genere. Vi faccio i migliori complimenti, i migliori auguri e guardate, ve lo dico dal cuore, vale più questa serata che farne 10 in Sardegna, ve lo dico sinceramente. Vi auguro buon proseguimento, buona continuazione e rinnoviamo gli auguri a tutti per il lavoro, naturalmente per l'impegno, e vi diciamo solo una cosa: tenete duro sulle nostre tradizioni, perché noi confidiamo anche su di voi. Grazie a tutti. Se non c'è qualcuno che vuole dire qualcosa, Vasco è stato un promotore della cosa, se vuoi dire qualcosa vieni e promuovi qua. Sentiamo anche le tue voci, dai. Quello che è giusto, Però, che dire? Una persona, vedo. Che dire se non... Che dire se non ringraziare questi amici della Sardegna che io, essendo un appassionato di canto sardo per non essere sardo, vado sempre a ascoltarli quando fanno le serate. Con Frigo ci siamo visti un mese fa a Perfugas nell'occasione dell'addio al canto di Falchi, e c'erano tutti, diciamo così, i pic del canto sardo a chitarra, quindi io non manco mai in queste occasioni. Sicuramente io fra un mese sarò di nuovo in Sardegna, prego di sopportarmi ancora qualche anno e poi non verrò più, quindi fammi sapere quando siete in zona che vengo a salutarvi. Per me è stato un piacere sentire Marco la prima volta, Alessandro. Mi ha rimproverato e tu l'ho chiamato, oh Marco, sai, io sono Vasco. Subito mi ha detto, ma tu cosa vuoi da me che non sei neanche sardo, dove vuoi che vada? E che ci siamo chiariti, ci siamo capiti, gli ho detto come una stazione e oggi è qua insieme a noi, insomma. Che dire, augurarvi un buon viaggio, grazie di tutto, salutami gli amici che abbiamo in comune nella nostra zona e digli pure che stiamo pronti, che io arrivo, quindi non si illudino che io sono pronto. Prepariamo? Preparate. Il fuoco è già pronto. È già pronto.
Francesco del Muro che si sposa, compreso là. Gli auguri gliel'hai fatti a suo figlio che si deve sposare. Ah, Francesco, no, no, che io devo fotografare. Ah, il figlio di Tino, il figlio di Tino Bazzone. Il figlio di Tino Bazzone, fai gli auguri al figlio che si sposa, che è Fudora, all'acqua mi ha fatti fuori, se no perché mi sente, e chi si sposa la gente adesso ci sono io se permetti. Ma lui è, ascolta, no, felicissimo, ci mancherebbe. Simone, se non ti rapisco me la io non tutti. Ma devi salutare. A me più Che maschi? Che maschi che non avvicinati. Vi accompagno Anche a me saluto.